money that I don't accept. Buongiorno, stamattina dal bagno in quanto la natura ha chiamato cioè guardatemi, sono a posto i capelli, sono perfetti, è la prima volta che mi succede, più o meno. Allora, visto che nel video di ieri non sono riuscito a salutare tutti quelli che hanno indovinato la frase, trovato la frase o cosa, non so come nominarli, i frasisti, visto che non sono riuscito a salutare tutti i frasisti, perché quando stavo montando il video si sono aggiunte altre 2 persone e non c'avevo voglia di smontare il tutto, aggiungere pezzi ho deciso che li saluterò qui. La frase in questione al tempo era lampadario, lampa e poi Dario, e dovevo salutare Requiem e Birlo. Ciao Requiem, ciao Birlo, siete delle persone bravissime, in quanto guardate i miei video fino alla fine, infatti vi porterò sempre qui, nel mio parmigiano reggiano. Ragazzi, non vi ho mai detto una cosa di me. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Sì, sto cavalcando l'onda del successo di questa canzone fantastica. E così diventerò uno youtuber di successo anch'io. Ma comunque davvero, cioè, ci avete fatto caso, i miei capelli stamattina non sono tutti sparati a casissimo. Cioè, sembra una persona normale. Devo rimediare. Ah, molto meglio. Ok ragazzi, sono in ritardo. Devo buttare i biscotti. Sì, li ho finiti in 3 giorni. Ho esagerato forse. Jack deve andare a lavoro, quindi non può fare un video. Pensavo di non sapessi fare video. Adesso voi mi vedete così. Ma basta fare un... Visto? Il vestito è pronto. I'm ready for this. Come la del Rey, senza cuore dico il nostro bitches, il mio cuore sa così come Parigi. Intanto Fritz si nasconde perché si vergogna. Amanti fra i denti, non ho fan ma clienti, aspetta qui a fare i spenti, svuoto gli appartamenti, tu li fai ma non spendi, no, io mi compro una Bentley, non mi far complimenti, tu i miei lineari. Senza cuore dico il nostro bitches, il mio cuore sa così come Parigi. Splash, due gosti, Moncler, oro giallo come Senabe, Giovedì, carbonara di giovedì. Stasera ci fa la spesa di nuovo perché, cioè, ragazzi, è finita la roba, ci bisogna da mangiare. Cioè, magari se qua fine settimana bisogna mangiare ogni tanto, no? Quindi al supermercato si vede cosa prendere. Nah. Questo è un investimento sulla cucina, vero? Ma ti avevo visto con un sacco blu, che cazzo è? Sì, biscotti. E non li hai presi? Ce li ho, ce li ho nella sacca. Ah, ok. E queste sono uova. Buona. Stop, c'è il marciapiede. Parcheggiato. Stasera la qualità scema un po'. Però la fame è tanta. Non sarà la migliore delle cene. Non meglio che niente. Non mi è ben chiaro che mai cibo è gratis e mi ispira veramente tanto. Signore, neanche stasera si esce perché siamo stanchi e perché non mi sento bene. Sono le 11. Sono le 11? Sono le 2:30. Più o meno. Sono le 10:15. Vediamo se facciamo qualcosa. Se facciamo qualcosa registro, se non facciamo niente
registrare la buonanotte, buone botte, probabilmente questo video sarà molto corto, perché sì, perché non ho fatto molto, perché sono stanco, perché sono stravolto, domani è venerdì, domani sera sono qua a dormire e avrò un nuovo compagno di stanza. Buonasera e quasi buonanotte, in quanto il video finirà qui perché non usciamo, sono stanco, non mi sento benissimo, quindi è meglio se dormo in quanto non tornerò a casa questa settimana. Orbene, devo salutare le persone che hanno indovinato, hanno ascoltato il video fino in fondo, che sono Requiem, Dario Zatti, Birlo e Filippo Scaramuzza. Ciao, ciao dal vostro Jack di fiducia. Ovviamente sono quelli che hanno ascoltato la parola, hanno detto scritto la frase denti e fricio nel video precedente. Mentre il video di oggi la parola sarà sapo e netta, esattamente come quell'oggetto che non devi raccogliere quando stai facendo la doccia con altri maschi. E fateci caso dove l'ho detto. Nei bagni e dalle docce. Quindi sapo netta e buonanotte. Ah, prima che mi dimentichi, visto che mi hanno detto che i miei video sono ogni tanto monotoni e che faccio poche cose, proponi tu cosa posso fare. Se tu lo scrivi nel video di oggi, domani ci proverò. Ovviamente, se è fattibile.